Un popolo che non ha cura di giovani e vecchi non ha futuro. Il messaggio di Papa Bergoglio, lanciato ieri alla Gran Guardia a Verona in apertura del terzo Festival della dottrina sociale della Chiesa, trova conferma a Cittadella, dove oggi è cominciata una 2 giorni organizzata dai Veneti nel mondo sull'emigrazione di cervelli, di energie e di talenti dalla nostra regione. Nel 2012, secondo i dati del Viminale, hanno lasciato il Veneto per l'estero 7.500 giovani. Il 62% se n'è andato negli altri paesi europei. E questi sono i dati ufficiali. In realtà ce ne sono molti altri che sono fuggiti dall'Italia e sono sfuggiti al censimento. Il sospetto è che non si tratti di manovalanza, ma di cervelli qualificati che si vanno ad aggiungere ai 5 milioni di veneti sparsi nel mondo, tanti quanti ne conta in questo momento la nostra regione. La depressione nel dopoguerra ha spinto decine di migliaia di veneti a scappare, un fenomeno che si era fermato negli anni del boom economico e che ora da qualche anno sta riprendendo. Soltanto che all'epoca fuggivano i più deboli, economicamente e culturalmente. Oggi scappano i più dotati, che conoscono le lingue e il computer è un prolungamento del loro corpo. Scappano da un territorio pieno di contraddizioni, dove la crisi ha provocato 18 suicidi nei primi 10 mesi di quest'anno, ossia il tributo più alto in Italia. E dove però ci sono manager bancari, pubblici e parastatali che guadagnano milioni di euro l'anno, incuranti dello smottamento del sistema economico, finanziario e sociale della regione.